Arriva una manciata di minuti prima delle 11 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla sua seconda presenza all'inaugurazione di un anno accademico del Bo, una presenza che onora gli 8 secoli di vita dell'Università di Padova. Accanto a lui la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la Ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, le autorità regionali e cittadine. Oggi grande giornata. 800 anni 800 anni, fa dell'università, insomma impressione. l'università più prestigiosa d'Italia. È l'università veramente internazionale, forte, ancora la prima nelle varie classifiche e graduatorie della capacità scientifica, didattica e di terza missione. Fa impressione, no? 800 anni fanno impressione. E come hanno detto giustamente qui si guarda al passato perché il passato conta, ma per il futuro, e questa è la cosa che Padova non ha mai perso, questa attenzione e questo essere sempre sulla linea di frontiera. Questa è sicuramente una grande dote di questa università. L'orgoglio veneto, 800 anni non sono pochi, soprattutto possiamo fregiarci non solo di questo anniversario, di questo grande traguardo, ma anche dei grandi traguardi che abbiamo ottenuto nella ricerca, nel mondo scientifico, come accademia. Direi che oggi ci sono tutti gli elementi, non a caso c'è qui il Capo dello Stato. L'università festeggia 800 anni e insomma anche con il comune in questi anni durante il suo primo mandato ci sono stati degli sviluppi importanti, la caserma Piave, tante e non ultima l'ospedale. Stiamo collaborando in maniera totale, penso sia vitale per Padova e anche per la stessa università. L'ospedale abbiamo raggiunto un accordo con il Presidente Zaia, con loro, con la provincia e con l'università, per cui è stato basilare, per cui il caserma Piave diventerà un luogo magnifico, passante per la città. Stanno rigenerando moltissime cose, c'è piena collaborazione, faremo il corso assieme, faremo tante cose.